Cari amici e amiche di Sicilia Magazine, oggi vi parlo dal porto di Catania perché è qui che è ormeggiata la Eco Salerno, la 13ª nave della flotta Grimaldi Green Fifth Generation, tra le più grandi ed eco-friendly unità di navi Ro-Ro di trasporto marittimo a corto raggio. Rafforza ancora una volta l'impegno di Grimaldi nei confronti della sostenibilità e dell'innovazione nel settore navale. Il gruppo Grimaldi Lines ha da sempre mostrato grande lungimiranza, diventando punto di riferimento per il trasporto nelle isole. Sì, sicuramente. Diciamo che abbiamo investito, in realtà su Palermo nacquero la Freccia Rossa e la Freccia Blu, sono stati i primi collegamenti del gruppo fatti da e per la Sicilia. Si può dire che però la crescita del traffico Ro-Ro, della crescita del gruppo in Sicilia si è sviluppata principalmente su Catania. Abbiamo iniziato nel lontano 2006 con delle unità che trasportavano 120 camion e oggi abbiamo incrementato nell'arco di questi anni, di questi 20 anni quasi, con navi da 250 camion, e oggi abbiamo la 13ª di 14 navi che portano 520 camion in un'unica partenza, con un rispetto dell'impatto ambientale, con una riduzione di emissioni di oltre il 40%. Un importante dato credo che sia anche quello di essere a zero emissioni in porto, cioè vuol dire che questa nave così grande non emette nessuna particella nell'apporto della città, quindi nella finestra della città di Catania, perché poi le emissioni non valgono tutte alla stessa maniera. Ovviamente quelle più dannose sono quelle vicino al tessuto, alla città. Ebbene, noi oggi possiamo dire che grazie a delle batterie a litio, ai pannelli solari, a tutti gli investimenti che ha fatto il gruppo su queste unità, su queste navi, siamo a zero emissioni durante la sosta nel porto di Catania. Quindi la scelta di Catania è una scelta strategica per quanto riguarda i trasporti e il commercio navale? Lo dimostrano i numeri che ha citato la Grimaldi, stiamo parlando di 300.000 trailer in un anno, quindi sono numeri che, al di là di quelli che sono i commenti che possiamo far sopra, dimostrano che questo tipo di traffico con queste tipologie di navi, adesso ecologiche pure, è vincente, perché se non avessimo quei numeri ci potremmo porre la domanda se effettivamente è strategica, ma lo è, perché i risultati sono effettivamente stravolgenti di quelli che sono le movimentazioni, quindi e si porta anche dentro l'abbattimento della CO2, perché tutta CO2 che sottraiamo da parte nave ma anche da parte dei mezzi, che invece di attraversare le strade, buona parte, in questo caso Brindisi e Ravenna, un altro nodo molto importante per poi i traffici per il nord Italia nonché il nord Europa, sono essenziali. Come lei ha già detto, dal porto di Catania non manca mai la vista di una Grimaldi, ma che apporto fornisce al traffico catanese? Su Catania la società Grimaldi ha diverse linee che partono da Catania, una diretta con Salerno, un'altra che percorre il Tirreno fino ad arrivare su a Genova e collega anche Malta, e un'altra sull'Adriatico, quindi a giro c'è sempre uno o almeno anche due navi che operano in questo porto. Questo significa che Grimaldi per il porto di Catania è forse il principale operatore armatore presente qui, quindi movimenta moltissimi numeri di trailer a beneficio di quella che è l'economia dell'area del catanese, ma anche di tutta la Sicilia orientale. Comandante, cosa si intende con hybrid, quello che leggiamo sulla nave? Allora, nave ibrida si intende che noi in porto non usiamo, i mezzi con l'ausilio di combustibili. Infatti in porto la nave può stare più di 8 ore su queste batterie a litio, che abbiamo zero emissione in porto. Diciamo che queste sono navi di ultima generazione del gruppo di Grimaldi. È la 13ª, la Eco Salerno, ha una capacità di carico di 7.800 metri lineari, di cui può trasportare 500 rimorchi e 180 auto circa. È un onore per me essere qui oggi, perché lavoro con la Grimaldi da 25 anni, quindi diciamo che ho cominciato la mia carriera dalle cargo, passando sulle navi passeggeri e infine assumendo il comando nel 2021 della prima della serie, la Eco Valencia.